Vidite quando pompilo di femmina. Due palatini, che su due pileri, per causanza della bella Angelica, sono diventate due nemici feri. Eccoli in campo, uno contro l'altro, che cercano mangiare seppellupi. E ave quasi 3 giorni che combattono. Oh, non è cosa di opera da popi. Chissà che vi racconto è vera storia, scritta sopra dei fatti naturali da un cappuccino che campava all'epoca e vette uno di tutto, tali e quali. Orlando a un certo punto era stanchissimo, mentre Rinaldo ancora ci agguantava per la scacione, Casenno più singolo faceva meno sforzo e non surava. Ma Chiddo, con la lingua era un santissimo riavolo e cercava di avvilirlo dicendoci: com'è che mi giustifichi bene? Non ne vennero, dimmelo. Ti pare che non saccio, mo lo favo so, che sei lo pataterno dei spatazza, che ci vennissi a tutte le tue femmine, anche le stuppate di materrazza? Ti pare che non saccio, da settembre, quando passaro sotto il tuo paese, che si assortasti, uno appresso all'altro, a più di 700 magazzesi? Ti pare che non saccio che coi piccioli che ci trovaste dentro il saccappano ti fabbricaste il tanto splendidissimo castello antico di Montarbano? Intanto furriò la spada all'aria e disincorpo da così trementi che se Rinaldo non faceva un sabato era perduto irremissibilmente. Questo però si piglia la rivincita e ci dice: va bene, ma ora va, sono mai saputo fare tante picciole, segno che tengo molta abilità, ma tu con tutto che sei potentissimo parente dello stesso imperatore, ecco che si è ridotta per scavo, come se fosse un dento muratore. Tale dallo specchio, garrettico, vedete questo tuo sono storto. E aveva ragione la leggiata Angelica, che non sente per tirare il trasporto. Aspetta, che mi basta l'animo con un coppo solo della mia posbetta di appareggiarti questa tua proposta. Così dicendo si inguartò alla sverta. Feci girare l'arma come animmolo e quando s'addunò che il suo vento che procedeva rifrescava l'aria, feci calare lesto il suo fendento. Orlando arrinisciò a pararlo subito, che avendo intiso pria la friscanzana s'aveva quartiato e in modo energico aveva alzata la sua trollentana. E quando s'ardonò che nello scindere la spada di Rinaldo aveva azziccato dentro il terreno e non poteva necchere, disse: potente Dio sacramentato, ecco arrivata l'ora tua prenobis, Rinaldo, ti può fare il tuo tabuzzo. E con un corpo di spatancia insupida lo buttò al suolo, quasi tramortuto. Disse quello messo Sirise come si forognato suriano: questa è la tua omertà, che puoi ferirmi mentre che sono senza spada in mano? Ah, sì, da riconosco a ripartissimo potente vili e figlio di Baggiano. Non fosse tu che ci faciste il traino, ha dato al mondo sotto la fontana? Prendete la distanza. E se sei abile, vieni e ci faccia a faccia e pugno a pugno, che ti riduce questa tua faccia gialla e tappiata peggio di un cotugno. Sì, spavaldoso che tu sei, ci replica Orlando Paladino. Eccomi qua, ti voglio far provare il mio terribile brando e la forza di codeste mani. E nel contempo tutte e due s'arrassano, pigliano fiato e con le 4 braccia sollevano le spade sopra i crani e ognuno si parte in atto di minaccia. Succede l'urto, i 2 spade si incrociano, satano l'elmi suoi ben presto rotti e cadono storditi ambo all'unisono per 7 giorni intere e 7 notti.